In questo congresso nazionale dell'AIOM grande attenzione è dedicata ai tumori genitourinari. Giuseppe Procopio è il direttore dell'oncologia medica dell'ospedale di Cremona. Giuseppe, quali novità emergono? Grazie Mauro, sicuramente i tumori genitourinari sono una delle aree in cui l'oncologia medica sta facendo più progressi e ci sono degli avanzamenti importanti nelle strategie di cura per i nostri pazienti. Partiamo dalla prostata, che per numeri è sicuramente la patologia più importante. Triplette o doppiette, cioè utilizzare 3 farmaci da subito per il paziente con una malattia metastatica ormonosensibile, quando invece ancora utilizzare una doppietta con 2 terapie ormonali. Questo è sicuramente uno degli argomenti più oggetto di discussione in questa 3 giorni dedicata ai tumori solidi in generale. Ma poi si parla anche di nuovi farmaci, inibitori di PARP, terapie e medicina di precisione, sempre nell'ambito del tumore alla prostata, nonché di radiofarmaci, lutezio PSMA, sempre anche qui per pazienti selezionati. Quindi la strategia di trattamento in grande evoluzione nella malattia avanzata grazie all'avvento anche della medicina di precisione. Tumore del rene. Un focus particolare merita sicuramente l'adiuvante, cioè la possibilità che l'impiego del pembrolizumab in particolare abbia un ruolo nel ritardare la recidiva e nell'impattare sulla speranza di vita del nostro paziente. La discussione di questi 3 giorni è fortemente orientata sulla individuazione del miglior paziente candidato a questo approccio. E nella malattia metastatica, sempre del rene, parliamo ancora della possibilità di utilizzare 3 farmaci rispetto a 2 farmaci, rispetto a una monoterapia anche in alcune determinate situazioni e come utilizzare in sequenza le diverse molecole, agenti immunoterapici, inibitori dell'angiogenesi, in combinazione, in sequenza, quando e come in discussione. In ultimo, tumori della vescica. Anche qui direi 2 brevi considerazioni. La prima sull'adiuvante, cioè sul ruolo del nivolumab, in grado di migliorare la possibilità di recidiva nei casi che hanno ricevuto una cistectomia. La seconda è l'impiego di nuovi farmaci. Abbiamo dei farmaci a bersaglio molecolare che agiscono verso determinati target, ma abbiamo una nuova categoria di farmaci, i cosiddetti anticorpo farmaco coniugati, una nuova categoria che in particolare nel tumore della vescica, penso al sacituzumab, sono veramente promettenti.